Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Edizione straordinaria del nostro videogiornale, già collegato con noi da San Daniele del Friuli il sindaco Pietro Valent. Perché questa edizione straordinaria? Per sentire direttamente dalla viva voce del primo cittadino le ultimissime in merito ai casi di Covid registrati nelle ultime ore all'interno dei plessi scolastici del territorio di sua competenza. Innanzitutto buonasera signor sindaco e grazie per la partecipazione. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Allora, ci vuol dire quali sono le ultimissime dopo gli ultimi casi riscontrati? Sì, le ultimissime ancora dati parziali, però sono già significativi. Domani avrò una visione più chiara e definitiva della situazione. Cos'è successo? Settimana scorsa abbiamo riscontrato 3 casi di positività all'interno delle scuole medie. Questo chiaramente nel tracciamento che il Dipartimento di Prevenzione ci ha spinto a organizzare per alcune classi la quarantena già la settimana scorsa e i tamponi in questa. Nella prima ondata di tamponi, esiti che abbiamo avuto ieri, abbiamo riscontrato 20 positività e invece nei tamponi che abbiamo ottenuto oggi i risultati abbiamo riscontrato ulteriori 15 positività. Quindi sono 35 su quanti tamponi eseguiti su una novantina, quindi siamo intorno al 30% di incidenza sui tamponi effettuati. Questo certo. Ieri sera ci ha subito fatto suonare un campanello d'allarme piuttosto forte e quindi la decisione di sospendere subito le scuole, tant'è che stamattina sono rimaste chiuse, rimarranno chiuse fino all'8 di febbraio e rimarranno attive ovviamente con la didattica a distanza. I ragazzi che erano già stati chiamati per i tamponi, come ho detto anche oggi, sono stati a Gemona ad eseguire il tampone, hanno avuto gli esiti che vi ho detto, su circa 45, una quindicina i nuovi positivi. I ragazzi invece che sono da oggi in quarantena e che non sono stati chiamati ad effettuare il tampone non lo effettueranno questo tampone, perché con la quarantena di 14 giorni circa stimiamo di poter monitorare bene il caso. Monitorare bene vuol dire soprattutto tenerli lontani dai compagni, quindi tagliare le gambe al virus, la possibilità che si propaghi. L'attenzione che chiediamo alle famiglie è quella di monitorare questi ragazzi per quanto riguarda eventuale comparsa di sintomi. Sono per la maggior parte asintomatici, però se dovessero comparire dei sintomi ai ragazzi o anche ai familiari conviventi è importante mettersi in contatto col medico di base, il pediatra o il dipartimento di prevenzione e lì attiveremo un ulteriore controllo mirato ovviamente sul nucleo familiare, sui contatti di quel nucleo. Senta, quello che conta, signor sindaco, è che la task force, come si dice in questi casi, è subito partita, cioè si è messa subito in moto, avete immediatamente localizzato il problema, circoscritto, onde evitare, come ha detto lei, di perdere tempo inutilmente. No? Avete subito bloccato le cose, siete riusciti subito a evitare insomma, che questo contagio si espandesse, mettendo in pratica immediatamente il piano B, il piano C, come si dice in questi casi. Sì, certo, noi chiaramente avevamo la speranza con la quarantena di quelle classi e il monitoraggio di quelle classi di rilevare molti tamponi negativi. Così non è stato, come vi ho detto ieri, alle 17:30 circa, abbiamo avuto i risultati, nel giro di 3/4 d'ora è stato deciso in coordinamento tra me, il Dipartimento di Prevenzione, la dirigenza scolastica, da farsi, la strategia da adottare. Nel giro di pochi minuti ho dato un primo avviso sui social spiegando che la scuola sarebbe rimasta chiusa, poi chiaramente a quell'ora anche gli uffici sia comunali che scolastici sono chiusi, quindi abbiamo riattivato in velocità le rispettive batterie e abbiamo informato la popolazione. Poi ovviamente alle 20:30 con
nel mio collegamento che avevo preannunciato chiaramente con le notizie della chiusura della scuola, c'è stato modo di informare adeguatamente molte famiglie, anche Chiaro. molti concittadini, circa Ecco, 3.000 persone. tra l'altro le dico, signor Sindaco, noi ieri sera ci siamo permessi di rubarle, tra parentesi, la diretta e postarla sulla nostra pagina Facebook proprio per dare un ulteriore messaggio a chi stava ascoltando, magari non tutti erano collegati con la sua pagina. Abbiamo diffuso poi tutto l'integrale di tutto quello che lei ha detto in quei 48 minuti, perché è durata 48 minuti, mi corregga se sbaglio. Abbiamo preso tutto il girato, l'abbiamo rimesso anche sulla nostra pagina e l'abbiamo diffuso attraverso i nostri canali per quanto riguarda insomma un'informazione completa per dare anche un messaggio chiaro e trasparente come il primo cittadino, l'amministrazione comunale eccetera siano subito pronti ad intervenire in caso di emergenza. Avete fatto benissimo e di questo vi ringrazio. Io ogni volta che mi collego chiedo a tutti quelli che sono collegati con me di poter condividere il video, proprio perché il mio interesse è quello di raggiungere il numero maggiore di concittadini. So che ci seguono anche molte persone da fuori, perché chiaramente su tematiche del genere è importante anche capire come l'amministrazione, il Dipartimento di Prevenzione agiscono. Torno a dire, ieri dalle 17:30, quando abbiamo avuto gli esiti purtroppo positivi di tanti ragazzi, nel giro di 3/4 d'ora e alla fine di un'oretta siamo riusciti ad avvisare praticamente un numero enorme di concittadini, di utenti, e abbiamo anche sospeso tutta una serie di servizi che chiaramente stamattina sarebbero invece stati attivi. Parlo della mensa, parlo in parte del trasporto scolastico, dell'accompagnamento e quant'altro. Quindi anche una reattività di tutto quello che sta attorno al mondo scuola. Insomma, per concludere, prego, no, termini pure. Ovviamente l'augurio è che questa misura preventiva sia idonea a soffocare il focolaio. Chiaramente le antenne sono dritte e siamo tutti attenti e stiamo monitorando. Chiediamo per questo collaborazione anche ai genitori, perché è importante veramente il gioco di squadra in questo momento di battaglia. E come si dice in questi casi, the work in progress, perché bisogna stare sempre operativi e con le antenne dritte, come lei ha detto. Io la ringrazio, signor Sindaco, per questo intervento veloce. 17:56 di mercoledì 27 gennaio, rigorosa diretta per dare le notizie fresche e soprattutto aggiornare in merito a quello che è accaduto a San Daniele del Friuli. Io mi permetto, le lancio già il sasso di riaggiornarmi con lei nel primo pomeriggio, magari domani, giusto per sapere se ci sono ulteriori novità, in modo tale che così possiamo registrare, non in diretta, ma possiamo registrare anche un'intervista che poi cederò anche a un'altra emittente locale del Friuli Venezia Giulia per il TG del 13, in modo tale che anche i telespettatori del 13 domani sappiano in tempo reale, oltre ai nostri telespettatori online, ma anche quelli di TV7 del 13, insomma, attraverso questo notiziario di poter sapere quello che accade dalle sue parti. Allora noi ci diamo appuntamento intorno alle 14, così la chiamerò e faremo il punto della situazione. Grazie ancora e buonasera a lei. Grazie ancora, Omma, grazie. Grazie al sindaco Pietro Valent. Dunque, per quanto riguarda San Daniele, domani pomeriggio alle 14, per chi ci guarda online, l'aggiornamento, poi nel TG del 13 alle 19, minuto più, minuto meno, insomma ci sarà il servizio con i dettagli e i particolari. Termina qui questa edizione straordinaria, vediamo appuntamento più tardi con Linea Sera e per quanto mi riguarda è tutto. Buon proseguimento di serata con i programmi della nostra web TV. Alla prossima! Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.